Mago! Buonasera! Dalle 3 alle 6 le umane a piedi, però dopo le 6... Sono come gli altri. Esatto. Sono qua pronto per darvi il pronostico. Girate! Cioè, qua che sarà scritto eventuali marcatori e il risultato ovviamente finale, eventuali persone squalificate. Sarebbe dovuto mancare anche Duda, perché di solito si infortunano tutte e due insieme. Ogni volta che vanno in Slovacchia tornano che sono sempre rotti. Cosa vuoi che ti dica? Ho saputo che c'è stato il festival della Sgnaccara in Slovacchia. Però quelle spagnole, come si chiamano? Quelle che fai? Le nacchere! Mentre il Parma, guardando il calendario, cioè se io metto a paragone i due calendari, Diciamo che il miglior calendario, a dire il vero, ce l'ha mio cognato in carrozzeria. E non vogliamo sapere i soggetti di quel calendario. Sempre di quella festa lì. Devono semplicemente aspettare il momento buono, mi auguro che arrivi. Voi in questa trasmissione state attenti ai piccoli particolari, mettete gli ospiti in base alla nuance di capelli. Quindi dalla parte destra tutti bianchi, da quell'altra misti, bravi. 110 km fatti dal Parma, 111 km fatti dal Verona, ho visto qualche statistica. Il cavallo corre, ma il latte lo dà la mucca. Ginaldo, ben ritrovato. Dai fuori, dai fuori. Ecco qua signori miei. Sì, Verona, nissuni, Parma, nissuni, espulsi, nissuni. Dopo ho indovinato la filosofia della partita, cioè cavallo al cuore, la gallina l'ha fatto Juvi. No, era la mucca fa il latte. Ma in sto periodo qua mi va tanto Juvi. Dopo vi dico solo una roba, il Verona ha fatto 111 km con un litro. Il mio che aveva scritto e vedi, fa per vedi. sede a Panda.